Perché? Perché quando parliamo di edifici NZEB, lo avevo accennato un pochino all'inizio, generalmente l'isolamento termico è quello che fa un pochino da principe, no? È il dettaglio che va forse curato di più in un progetto. Questo perché si pensa generalmente al comfort, ma il comfort non è fatto solamente di aspetti termici, ci sono diversi parametri che concorrono a questo, che concorrono alla sensazione di comfort, diciamo, all'interno dell'edificio, e uno di questi è sicuramente l'acustica. Ora, cosa mi chiederete, cosa c'entra l'acustica con un edificio NZEB? Beh, pensiamo effettivamente alla quantità di isolamento termico che generalmente questi edifici hanno. Sono edifici normalmente molto coibentati e a seconda del materiale con cui vengono coibentati ci sono dei risvolti più o meno importanti su quello che è anche l'isolamento acustico dall'esterno. Significa un pochino isolare da quelli che sono i rumori ambientali provenienti dall'esterno. Questo l'avevamo già affrontato un pochino con un relatore nel corso della scorsa edizione di A Zero Top Solution, di NZEB Experience, un po' le nostre iniziative dedicate a queste tematiche. Generalmente porta a una sensazione di discomfort dovuta alla percezione particolarmente diciamo accentuata di quelli che sono rumori provenienti da fonti interne. Penso ad esempio agli scarichi idrici, ai rumori degli impianti di ventilazione, ma anche a quelli che sono magari gli elettrodomestici. Affrontiamo questa tematica con Paolo Toninelli, che è marketing manager di Bampi. Paolo, ti do il benvenuto, ma ti chiedo anche di presentarci un po' l'azienda Bampi e di spiegarci che tipo di soluzioni può mettere a disposizione i progettisti per ovviare a queste problematiche. Grazie, prendo la parola, saluto tutti quanti i partecipanti, do la buona serata, do un saluto ovviamente anche da parte della famiglia Bampi che da oltre 40 anni è presente sul mercato italiano nell'ambito della idrotermosanitaria. Il nostro è un catalogo composto da oltre 3.000 articoli, prevalentemente articoli che occupano l'impiantistica nell'ambito di quello che è il trattamento delle acque, quindi sia per l'acqua da scarico, sia per l'acqua da adduzione idrica, sia per l'acqua all'interno di impianti climatizzati, soprattutto per quanto riguarda sistemi radianti a pavimento e a controsoffitto. L'azienda nel corso degli ultimi ormai diciamo 22-23 anni si è molto focalizzata sui concetti dell'isolamento acustico proprio per il fatto che nell'ambito soprattutto dello scarico idrico ha proposto ormai in un trentennio a questa parte tutta una serie di soluzioni che vanno da sistemi stratificati in polipropilene per quanto riguarda l'isolamento acustico durante il funzionamento dello scarico, sistemi di ancoraggio delle tubazioni, di isolamento e di coibentazione di queste tubazioni, per giungere anche a sistemi che permettano, soprattutto nell'utilizzo del risciacquo UC sulle tazze appunto del water, anche qua di avere prodotti altamente performanti da un punto di vista di isolamento acustico, soprattutto in quelle partizioni che dividono l'ambiente bagno dalle camere da letto, dalle zone giorno. Insomma, il concetto dell'acustica è un po' il focus con il quale l'azienda ha attraversato in maniera come dire, trasversale, scusate il gioco di parole, passando da un rapporto diretto con l'installatore idraulico a un rapporto sempre più di collaborazione con i progettisti appunto in una fase di previsione relazionale acustica per riuscire a ottenere risultati soddisfacenti in un contesto come quello della ristrutturazione che è molto delicato e molto particolare. Certo, certo. Allora, sicuramente tutti abbiamo un pochino esperienza di questi rumori provenienti da fonti interne. Una delle aree, diciamo, maggiormente responsabili di questo discomfort ovviamente è il bagno e sono gli scarichi idrici. Generalmente ne facciamo un'esperienza di discomfort anche all'interno di abitazioni normali, come dicevo però all'inizio, sensazione amplificata e accentuata in quelle che sono delle abitazioni maggiormente isolate, quindi anche dal punto di vista acustico verso quelli che sono i rumori ambientali all'esterno. Ecco, intervenendo sul bagno, quali sono diciamo i criteri progettuali che si possono adottare per limitare al massimo queste problematiche? Ti assegno magari il ruolo di relatore così puoi condividere anche tu una presentazione. Perfetto, ti ringrazio. Passo subito ad aprire la presentazione. Eccoci qua. Diciamo che una
Una delle problematiche che emergono in una situazione come quella che stiamo vivendo da diversi anni, di avere un grande volume di edificazione all'interno di contesti di riqualificazione e ristrutturazione, l'aspetto di concentrarsi, ed è la circostanza nella quale ho voluto appositamente focalizzarmi sul contesto dell'ambiente bagno, è appunto perché le committenze, i clienti finali, tutti quanti sono prevalentemente coinvolti nel riqualificare un ambiente che ha tutta una serie di caratteristiche di vivibilità, di comfort, di percezione e anche da un punto di vista di risistemazione di quello che è l'aspetto estetico e funzionale del bagno. Quindi molto spesso in questo contesto di riqualificazione estetica si perdono di vista alcuni aspetti, come per esempio l'isolamento acustico, come ad esempio un corretto e sano equilibrio termico che ci deve essere all'interno del bagno, per cui si rende molto piacevole all'occhio il bagno stesso tramite la sostituzione di ceramiche, di sanitari, di rubinetteria, e poi nella fase, come dire, invece di intervento più invasivo, che è appunto quello degli impianti, si dimenticano alcuni accorgimenti, alcune attenzioni che si potevano prestare magari appunto quando si allargano i bagni oppure si introduce un nuovo ambiente bagno all'interno dell'appartamento. Tendenzialmente questa è la situazione nella quale ci troviamo a progettare un ambiente bagno, quindi la scelta che si fa da un punto di vista tecnico è sempre quella di avvicinare il vaso VC alla colonna di scarico, proprio in ragione del fatto che il vaso VC ha una grande portata di scarico ed è necessariamente collegabile vicino, in prossimità della colonna, per evitare problemi di pendenza, di passaggi e soprattutto anche di malventilazione del sistema stesso durante il suo funzionamento. Questa invece è una situazione che prevalentemente viene negata in ragione della distanza che invece in questo caso c'è dal vaso VC alla colonna, e in ragione soprattutto del fatto che posizionare una cassetta di scarico, come molti progettisti di voi sanno, vicino alla camera da letto induce a chiaramente prevedere grossi problemi di acustica e quindi disturbo verso la camera da letto. La mia relazione di quest'oggi, molto veloce nello scorrere delle slide che poi comunque vi saranno distribuite, è proprio quella di farvi comprendere che con le dovute attenzioni sia progettuali sia soprattutto di scelta di posizionamento dei materiali e degli stessi materiali è possibile raggiungere risultati conformi a quella che è la richiesta normativa e soprattutto conformi a quella che è l'aspettativa dei nostri inquilini all'interno dell'appartamento. Alcune indicazioni di natura normativa, dicevo, la norma di riferimento è questa UNI 12056 del 2001, la norma fondamentalmente ci dà la possibilità di, attraverso appunto la conoscenza del numero di sanitari nel nostro edificio, di andare a considerare, progettare, dimensionare diametri, curve, braghe e quant'altro, e permette, da un punto di vista in questo caso acustico, di tenere sotto controllo quello che è l'impatto che tendenzialmente ha una colonna di scarico sull'edificio. Una colonna perché? Perché la colonna, essendo un impianto che lavora in gravità, raccoglie tutte le portate di scarico che arrivano dalle diramazioni orizzontali e da qui le porta verso il fuori edificio tramite un collegamento al collettore sanitario. Le aziende da 30 anni a questa parte sono passate dal produrre sistemi monoparete a sistemi stratificati, cioè ovvero sistemi che introducono il concetto, hanno introdotto ormai 25 anni fa il concetto di massa molla massa, come il nostro sistema Polocal NG, e quindi riescono ad attenuare i rumori prodotti all'interno della colonna in modo tale che non vengano trasferiti al nostro edificio. Il Polocal NG, il nostro sistema, è un sistema altamente performante non solo dal punto di vista acustico, ma per esempio anche dal punto di vista della sua resistenza meccanica, ed ha tutta una serie di omologazioni che ne permettono l'utilizzo, come vedete in questo caso, non solo per il trasporto di acque sanitarie, ma anche per l'evacuazione dei fumi, per l'estrazione dei vapori dei fumi da captacucino o addirittura per realizzare sistemi di geotermia, VMC e aspirazione delle polveri. Quindi tutto
l'intero impianto che transita all'interno di pareti di solai realizzato con un unico sistema altamente performante da un punto di vista acustico. Il bagno però, si diceva prima, è un ambiente molto delicato, non solo per quelli che sono i suoi impatti da un punto di vista acustico, ma anche per altre problematiche come quelle dei vapori, degli odori, degli effetti di gorgoglio, del ritorno di cattivi odori, che in ambito di ristrutturazione è qualcosa che sovente tende a ripetersi quando si vanno a, come dire, ad ascoltare le chiamate di molti privati che lamentano, dopo la riqualificazione di un bagno, il ritorno di odori soprattutto dai piatti doccia. Nel caso della cassetta di scarico, come vedete da questo schema, quello che proponiamo è un prodotto che riesce a mettere insieme tutta una serie di favorevoli installazioni per quello che è il comfort dell'utente all'interno del bagno. La prima è quella di riuscire a evacuare gli odori e vapori prodotti all'interno del bagno tramite un aspiratore che non solo, come dire, riesce a evacuare quelli che sono i vapori da acqua sanitaria tramite appunto un apparecchio che aspira e poi evacua fuori dall'edificio, ma soprattutto tramite un sistema che, collegato attraverso il tubo di cacciata alla cassetta VC, consente di evacuare immediatamente quelle che sono altre tipologie di odori prodotte durante l'utilizzo del sanitario. L'apparecchio non è altro che un aspiratore collegato all'interno di una scatola di incasso che può funzionare fronte parete o incassata a controsoffitto e permette un'immediata evacuazione senza la necessità di particolari interventi di manutenzione o di pulizia. Il secondo aspetto, legato sempre alla cassetta di scarico, è che ormai parliamo di un prodotto con valori di multifunzionalità molto interessanti, non solo legati alla semplice funzione di risciacquo dell'acqua. Parliamo di un prodotto che viene montato anche su telai per l'installazione di sanitari sospesi, ma soprattutto di un sistema che ormai ha nella propria placca di comando la possibilità di lavorare anche con un allaccio elettrico o un allaccio tramite una batteria a basso voltaggio. Questo per fare che cosa? Innanzitutto, come vedete, per avere una placca che non richiede il contatto diretto per pigiare, per premere il pulsante di scarico. Quindi una placca capacitiva che rileva la presenza dell'utente. Questa rilevazione permette di associare alla placca non solo lo scarico in due quantità, quindi favorendo ovviamente il dovuto risparmio idrico, ma anche per esempio la possibilità di lavorare come una sorta di supporto di illuminazione all'interno del bagno nelle ore notturne. Quindi si tratta di una placca che permette all'utente, per esempio, durante le ore notturne di entrare nel bagno senza accendere la luce del bagno e immediatamente venire guidato dall'illuminazione di questa placca, che appunto è inserita, o meglio è l'aspetto visibile dal punto di vista estetico di quello che sta dietro alla placca, che è questa cassetta che abbiamo denominato B-Silent. B-Silent perché? Perché anche in questo caso il nostro percorso su quello che è l'isolamento acustico ha fatto sì di realizzare un qualcosa, in questo caso in partnership con Isoman per quanto riguarda il tappetino di isolamento esterno dell'involucro e all'interno munito, equipaggiato di un galleggiante che ormai da 15 anni è il prodotto più venduto da un punto di vista di ricambistica per l'attenuazione del carico idrico della cassetta. La nostra è una cassetta che è stata testata in opera e collaudata secondo una norma di riferimento, sia in una situazione da installazione in parete di laterizio, sia all'interno di un'installazione con controsoffitto, e questo è il risultato. Parliamo di un valore medio ponderato che per quanto riguarda la parete in laterizio si è attestato a 31 decibel e addirittura nella parete in cartongesso con doppia lastra ha rappresentato valori medi intorno ai 24,6 decibel. Quindi un prodotto molto interessante proprio in ragione del fatto che anche all'interno di un parete da 8 riesce ad tenersi sotto i livelli richiesti oggi dal DPCM 51297.
Ecco Paolo, visto che hai accennato un pochino anche all'aspetto normativo, già volevo approfondire questo tema, perché parlando di comfort parliamo pur sempre di un aspetto importantissimo, imprescindibile, ma la cui percezione è soggettiva. Ci sono però delle normative che possono intervenire, che intervengono su quella che è l'acustica negli ambienti domestici. Esatto, esatto, ne ho appena fatto esempio il DPCM. Questa è una slide che molto spesso facciamo vedere agli idraulici per far comprendere quando dicono sì, ma 35 decibel rispetto al resto dei rumori che si possono percepire anche all'interno degli appartamenti è poca roba. In realtà voglio sempre chiarire che i 35 decibel stabiliti nel 1997 dal legislatore sono a livello europeo il livello di rumore è ancora più elevato rispetto alla Germania, all'Austria o all'Olanda, dove i livelli arrivano addirittura a 30 o a 28 decibel richiesti per legge. Quindi la nostra legge fa riferimento alla legge quadro 447 del 95, dalla quale poi è seguito appunto questo decreto attuativo, il famigerato DPCM. Il DPCM cosa ha indicato? Ha indicato queste 7 categorie di edifici in base alla loro destinazione e in ragione di queste categorie di edifici ha poi, come dire, prestato attenzione da un punto di vista di isolamento acustico a 5 descrittori. Un descrittore rivolto alle partizioni interne dell'edificio, un descrittore rivolto all'isolamento rispetto ai rumori esterni, quindi a quella che è la facciata e la copertura, e poi si è ritornati all'interno dell'edificio, quindi considerando i rumori da calpestio e poi i rumori da impianti. La categoria degli impianti è stata suddivisa in rumori da impianti discontinui, come per esempio l'impianto di scarico, e in rumori di impianti continui. Vedete che nell'ambito degli impianti discontinui, al di là delle 7 categorie, non cambia il valore, in questo caso è un valore massimo che deve essere rilevato, che non può superare i 35 decibel. Se noi consideriamo, come vedete qua, il nostro impianto di scarico, come dicevo prima, abbiamo una colonna verticale che raccoglie quelli che sono i reflui provenienti dalle varie diramazioni di scarico, ma i rumori non sono solo determinati dallo scorrimento, cioè abbiamo rumori di natura depressiva come l'effetto di gorgoglio e poi abbiamo rumori determinati dalla cassetta di scarico che sono il carico e lo scarico. La cassetta è l'elemento più disturbante, perché? Perché è un involucro spesso inserito all'interno della parete o comunque esterno alla parete tramite quelle cassette a zaino, le cassette esterne, è un involucro che contiene dai 7 ai 9 litri e scarica in 4-5 secondi producendo un rumore molto impattante per quelli che sono i locali confinanti con questo ambiente bagno. La norma che richiamavo prima, la 12056, dà una formuletta molto semplice dove QP è la quantità di portata, K è un valore, è un coefficiente di contemporaneità di scarico che viene moltiplicato per la radice quadrata della sommatoria di tutte le utenze sanitarie. In base a questa formula si va a stabilire qual è il diametro da utilizzare. E questo ci permette non solo di affrontare l'aspetto di quello che è lo scarico idrico, ma anche l'aspetto della ventilazione. Perché l'aspetto della ventilazione? Perché il sifone è quell'elemento all'interno delle abitazioni che deve, come dire, essere sempre salvaguardato per essere appunto l'ostacolo all'ingresso di cattivi odori all'interno degli appartamenti. E per fare questo la norma, in questo caso, ci dice di far proseguire la nostra colonna fuori dall'edificio oppure di intervenire all'interno dell'edificio con degli apparecchi che vengono denominati valvole di reazione. Anche nel numero di apparecchi lungo le diramazioni orizzontali è necessario porre molta attenzione su quella che è la ventilazione. Dico questo perché molto spesso nella progettazione, nella realizzazione del secondo bagno di una zona notte più lontano rispetto alla posizione della colonna, tendenzialmente si hanno difficoltà depressive. Ma perché? Perché appunto il sistema non riesce a fare arrivare immediatamente l'aria. Come dicevo, la norma permette di impiegare le cosiddette valvole di reazione, che non sono altro delle sorte di valvole di ritegno che lavorano al contrario, quindi consentono l'ingresso dell'aria al momento dell'effetto depressivo e poi ritornano in una posizione di riposo, che è una posizione che blocca qualsiasi fuoriuscita di odori. Le valvole sono apparecchi installabili sia
sul montante verticale, quindi sulla colonna, sia presso le diramazioni di scarico con un apparecchio un po' più piccolo, e permettono di ottenere tutta una serie di vantaggi. Per esempio questo, cioè il fatto di non avere un qualcosa che perfora la copertura e non solo fa entrare e uscire rumori, ma fa anche entrare e uscire caldo e freddo, è un qualcosa di molto interessante. L'altro aspetto è che chiaramente, oltre ad essere un vantaggio economico, abbiamo anche la possibilità, laddove abbiamo per esempio unità di trattamento d'aria, evitare che le nostre colonne per ovvie ragioni non giungano in prossimità di queste apparecchiature. Queste sono alcune indicazioni classiche di installazione in varie situazioni, quindi sia nel sottotetto, sia all'interno di cavedi, sia all'interno di vani tecnici creati per esempio nell'ambito di controsoffittature, sia che siamo in situazioni nelle quali è possibile fare un tratto di prosecuzione e fare una sorta di retroventilazione del sistema. Insomma, progettualmente è possibile davvero intervenire non solo in fase correttiva, queste sono le fasi correttive, cioè lavoro sotto un lavello di una cucina, in prossimità di una lavastoviglie, di una lavatrice, perché purtroppo sento questo effetto di ritorno, però posso lavorare, ed è il mio consiglio, anche in fase di progettazione. Andando a concludere, poi abbiamo articoli accessori che ci aiutano a lavorare molto sul principio della desoderarizzazione, cioè di evitare questo contatto diretto che ci può essere tra tubazione e elementi strutturali del nostro edificio. Quindi collari di ancoraggio molto interessanti per la loro flessibilità e elasticità, senza la presenza di materiale metallico, quindi con la capacità non solo di attenuare ma di non trasferire l'energia sonora agli ambienti abitativi. E d'altro canto invece in fase di ristrutturazione avrei la possibilità di evitare il contatto diretto tra la tubazione e l'elemento strutturale. In questi casi si lavora con due materiali differenti. Abbiamo guaine prevalentemente utilizzate per il disaccoppiamento e poi invece abbiamo lastre vere e proprie stratificate con gomma da 4 kg per metro quadrato che permettono appunto di avere un potere funzionante di 25 decibel. Sono materiali che vengono applicati in cantiere, quindi richiedono chiaramente un'attenzione nella fase di posa per evitare qualsiasi ponte acustico, ma che danno un grande aiuto da un punto di vista di performance e di valore, come dire, di isolamento acustico percepito all'interno dell'abitazione. Io sono giunto a conclusione, vi rimando a questa possibilità di contatto per quanto riguarda appunto visitare la nostra Academy, non solo per avere l'opportunità di approfondire meglio gli argomenti, ma soprattutto di vederli in funzione, in prova da un punto di vista di acustica, e chiaramente vi do la possibilità di lasciarvi i miei diretti contatti per un ulteriore approfondimento, e con questo chiudo la mia velocissima presentazione. Bene, perfetto Paolo, grazie per averci introdotti un pochino, perché è un'introduzione, no? Tutte quelle che stiamo facendo oggi sono delle brevi introduzioni di argomenti che meriterebbero ovviamente parecchi approfondimenti. Questo è sicuramente essenziale, forse un argomento non così preso, come hai anticipato anche tu, seriamente in considerazione, soprattutto quando si parla di ristrutturazione, perché si mettono davanti molto spesso tanti altri aspetti che sono sì più visibili, ma poi non hanno questo impatto effettivamente fondamentale in termini di comfort. Io ringrazio Paolo Toninelli, anche per lui le domande le gireremo, se volete in ogni caso continuare a fare anche domande noi le raccogliamo ovviamente strada facendo, quindi ringrazio Paolo.